Roma, Milano, Torino, Verona, Napoli, Catania e Cagliari. Viva la radio, il grande network italiano. Il grande network italiano. Viva la TV Italia, siamo al Folk Club di Torino insieme a Sara Gillespie, che questa sera si esibirà nel contesto della rassegna di Radio Londra portata avanti da Enzo Zirilli, che cerca di presentare in città italiane quella che è la scena musicale londinese, in modo da far trasparire un po' l'atmosfera musicale inglese in Italia. Ciao Sara e benvenuta a Torino, grazie, è un piacere essere qui. Tu sei londinese e americana e questa doppia nazionalità emerge dal tuo stile e dal tuo modo di cantare di giustizia e libertà. Qual è il ruolo della musica nel tentativo di cambiare il mondo attraverso la melodia e le sue parole? Non ho una risposta certa. Parlo di questioni che sono importanti per me da un punto di vista politico, come la Palestina, la pratica delle consegne straordinarie. Parlo di cose del genere nel contesto del club, dove le persone vengono per la musica e non per un raduno politico. Uno può parlare e parlare, ma la bellezza, la melodia, la catarsi, il pathos sono il mezzo per indurre empatia e compassione alle persone. Nel tuo ultimo album tutti gli elementi sono mischiati con cura e attenzione. Creano un pop acustico ma con testi suggestivi e pungenti. Ma cos'è il Glory Day per te? Cosa significa? Quanti significati può assumere? Veramente ha un significato specifico. L'album è stato scritto dopo la morte di mia madre e la canzone Glory Day è una canzone felice, ma riguarda i giorni che ho trascorso con mia madre nella mia vita. Quindi è una canzone che vuol dire Alleluia, sono felice di averti avuto nella mia vita. Una celebrazione della sua vita e dell'amore. Facciamo una sorta di gioco. Se fossi una chitarra, di chi vorresti essere? E se fossi una voce? A me piacciono molti tipi di chitarrista, ma sono cresciuta ascoltando chitarristi blues come Robert Johnson e penso proprio che sceglierei di essere una chitarra blues come quella, come John Hooker. Mi piace l'intonazione nel suono blues, c'è molta energia libidinosa in questa musica. Per quanto riguarda la voce, sono così tanti grandi cantanti come Joni Mitchell. La cosa che più mi interessa non sono tanto la chitarra e la voce, ma i testi e la loro poesia. Amo i grandi scrittori. Non mi sono mai chiesta a chi vorrei assomigliare nel cantare, ma mi sono detta, vorrei scrivere testi come Leonard Cohen o Cole Porter o Bob Dylan. Questa è la cosa che mi tormenta. Un'ultima veloce domanda. 3 artisti con cui ti piacerebbe collaborare? Chris Thile, un suonatore di mandolino che mischia folk e jazz. Poi vorrei lavorare con qualcuno come Van Morrison, un artista irlandese che però suona come se stesse facendo blues. E le persone con cui lavoro attualmente, Enzo Zirilli e Ben Bassin, e il pianista Gilad Atzmon. È incredibile, sono molto fortunata perché lavoro già con un terzo di loro. Grazie mille Sara per questa intervista. Ringraziamo e salutiamo
Sara, per Viva la TV, da Torino, Corin Chinnici.